Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Una giornata di festa vissuta dalla città, ma soprattutto una giornata in cui lanciare un messaggio molto chiaro, ovvero che la comunità isolana si sta dalla parte delle donne contro la violenza, e quindi vorremmo che un messaggio che oggi esplode con tanto colore fosse anche il messaggio che accompagna la vita della nostra comunità tutti i giorni dell'anno, quindi una chiara presa di posizione contro la violenza di genere. Un lavoro importantissimo quello che fa la Fondazione Ferioli e Bo con i centri antiviolenza. Quest'anno come sono le statistiche? C'è un miglioramento o purtroppo ancora c'è tanto da cambiare nella mentalità? Come ha appena detto lei, c'è ancora tanto da cambiare la mentalità, abbiamo rispetto all'anno scorso leggermente qualche utente in più, qualche donna in più al centro. Noi lo riteniamo anche un dato positivo, non perché appunto ci sono più donne che vengono, bensì perché stiamo lavorando tantissimo con la prevenzione. Scuole, abbiamo un bel programma che è Tu sei quanto vali, guardati, che sono gli adesivi che sono stati messi insieme alla nostra ASL numero 4 in tutti i locali pubblici, le scuole. L'importanza è raggiungere sempre più donne, raggiungere sempre più le persone che hanno bisogno dell'informazione, perché possono rivolgersi ai centri antiviolenza gratuitamente e avere una consulenza per spiegare qual è il loro problema e trovare una risoluzione. Più di 500 persone, oltre 300 sono donne, tanti bambini. Siamo contenti di averla reintrodotta perché dopo il Covid abbiamo avuto uno stop e credo che il riscontro dimostri che è stata veramente un'ottima idea. Non solo lo sport, ma soprattutto una giornata per stare insieme e per sensibilizzare su un tema che è così importante. Ho portato la famiglia e oggi mia figlia per la prima volta corre con me. Presidente, nel Veneto orientale quanti sono i centri e dove possono trovarli le donne? Allora, il centro di violenza della Magnolia ha sede a San Donà di Piave, abbiamo uno sportello nella città, qui nella città di Esolo, presso il Palazzo Comunale, abbiamo uno sportello presso il Palazzo Comunale della città di Musile, siamo reperibili 24 ore su 24 tramite il numero di emergenza che è in possesso delle forze dell'ordine e dei pronto soccorso. Quindi una donna che non sa dove è il centro di violenza, semplicissimo, fa il numero di telefono nazionale 1522, dice dove è residente e le daranno immediatamente un contatto con il centro di violenza più vicino, in questo caso nel litorale ci siamo noi.